Al Codripese Gino Vendrame, neopresidente della Coldiretti della provincia di Udine, ho chiesto la sua ricetta per affrontare una crisi economica che ha colpito anche la nostra agricoltura. Un po' come giocare in borsa, nelle obbligazioni, non tutti i settori possono andare male, perciò magari se il cerealicolo va male, quello che dicono può andare bene o viceversa. Per questo credo che ora come ora è importante per un'azienda diversificare in più prodotti. L'agricoltura di un tempo, magari di 40 anni fa, portava alla specializzazione, bisognava dedicarsi a un unico prodotto, solo quello. Pensiamo ai nostri nonni avevano un po' di cereali, le galline, le oche, un po' di vigne, avevano un po' di tutto. Poi c'è stata questa, pulizia in cui le aziende sono state, tra virgolette, obbligate a specializzarsi su un'unica cosa. Ecco, stiamo tornando indietro. Ora dobbiamo ritornare a quello che facevano i nostri nonni, più prodotti diversi, e in questo modo riusciamo anche ad attutire un po' le crisi di mercato che non colpiscono sempre tutti i prodotti. Vediamo appunto che il vino, anche se sta soffrendo comunque una crisi molto forte per quello che è il mercato Italia, per quello che è il mercato estero invece è diventata una forza trainante dell'economia agricola. Infatti l'export del vino italiano è in continua crescita. Spiegaci un po' il perché di questo cambiamento di tendenza, cioè di un ritorno un po' al passato, alla diversificazione, come dicevi poco fa. La necessità. La necessità è perché praticamente diversificando, come dicevo prima, le aziende riescono ad attutire di più le crisi, che solitamente una crisi, adesso stiamo soffrendo su una crisi globale, però non potrà mai colpire tutti i prodotti, perché bene o male, come per esempio i consumi di vino in Italia, anche per questi forti controlli sul consumo di alcol, hanno un po' ridotto i consumi. Comunque la gente continua a mangiare, continua a vivere sul territorio, perciò a spendere sul territorio, perciò continuerà a comprare, non so, se non i pomodori, la marmellata, comunque continuiamo a sostenerci e a mangiare, perciò i prodotti agricoli avranno sempre un loro mercato. L'importante è comunque produrre qualcosa di nuovo, ma spendere anche quel qualcosa in più nella commercializzazione. È una cosa che non mi stancherò mai di dire. Noi qui, soprattutto nella nostra regione, siamo dei bravissimi produttori, abbiamo tantissimi prodotti, ma siamo dei pessimi venditori. Attualmente l'agricoltura di massa, cereali, vino in cisterna e quant'altro, vengono tutti commercializzati nel nord-est grazie ai commercianti veneti, veronesi, trentini. Questo cosa significa? Che noi produciamo dei prodotti ottimi, ma non siamo in grado di commercializzarli con un nostro marchio o aziendale o un marchio Friuli. Per esempio si parla molto di questa nuova DOC che probabilmente nascerà il DOC Friuli, perché comunque noi siamo dei grandi, ritorno sul settore vino, noi siamo dei grandi produttori di vino, però il Friuli è il 2% del vino nazionale prodotto, perciò una quantità molto bassa, sia dal punto di vista come qualità molto alta, ma la percentuale è molto bassa per quello che è il mercato mondiale. Figuratevi il 2% a livello mondiale che cos'è? Niente, il 2% nazionale esportato all'estero. Se poi noi questo 2% lo dividiamo nelle varie DOC Friuli Grave, DOC Ania, DOC Collio orientali, Isonzo, e adesso neanche ne ho dimenticata qualcuna per strada, noi perdiamo potenza di marketing estero, perché dividiamo questo 2% in tantissimi pezzettini. Ricompattando questo 2% in un'unica DOC, noi abbiamo una forza molto più grande per quello che riguarda l'export. Riusciamo a vendere non più la singola zona, ma la regione, il marchio Friuli. Noi troppe volte all'estero, quando andiamo a vendere, ci troviamo a dover dire siamo in Udine e ti dicono dove? Dobbiamo dire 100 km da Venezia, la nostra regione non è identificata, e questo è un problema che sia per il settore vino ma anche per tutti gli altri prodotti agricoli. La nostra non abbiamo forza di marketing, non abbiamo forza di vendita. Per il Ponte News, Alberto Buccaro.